Oggi 4 maggio siamo qui alla festa appunto per salvare Poveglia. Poveglia è l'isola che sta là dietro, è bellissima, verde, che c'è un campanile che svetta e una costruzione che era un ospedale. Poveglia era abitata, è stato un forte ed è stata abitata per parecchio tempo, poi completamente disabitata. Sembra fra l'altro che la gente di Poveglia sia stata trasferita quasi a forza, probabilmente alla Giudecca, per quello che i cittadini della Giudecca sono in prima fila in questa bellissima iniziativa per salvare Poveglia. Cosa vuole dire? Per dare la possibilità appunto a Poveglia di diventare non il solito club mediterraneo o il solito luogo di turismo esclusivo, ma per farla ritornare ai cittadini. Allora l'idea è nata così spontaneamente, in pochi mesi è cresciuta tantissimo, ne hanno parlato televisioni anche di altri paesi ed è diventata veramente un cult, secondo me. No, c'è un sacco di gente oggi a Poveglia, perché fra qualche giorno ci sarà l'asta e quell'isola là andrà in asta. E quindi i cittadini si sono organizzati per comprare l'isola, per partecipare all'asta. Sì, la compriamo tutti e ci facciamo un gran centro per i veneziani. Un centro ritrovo funzionante 24 ore su 24, 7 su 7. Cose belle, cose attive, allegre, serie, di tutti i generi. Come no, siamo qui, la stiamo guardando, siamo venuti qui ad ammirarla, a capirci, a vederla, a vogarci attorno, adesso partiremo tutti e dopodomani la compriamo, perché no? Siamo qui, siamo in tantissimi, vogliamo farlo, ci crediamo. Dobbiamo comprarla e poi dobbiamo renderla più pubblica possibile. E guarda la bellezza di questi ragazzi. Cittadini organizzati per comprare l'isola, ce l'avete là dietro, sì. È troppo bella. È bellissima. Com'è nata l'idea? Come vi è venuta in mente? Ma il demanio la mette in vendita. E dietro l'isola ne potete già vedere un'altra e un'altra è ancora più in là. Sono state vendute. Sono le montagne? Sì. Ah, addirittura, già state vendute? Sono state vendute recentemente, sono state acquistate, sono diventati praticamente i grandi alberghi dove comunque i cittadini non ci possono più entrare, quindi a qualcuno è venuta l'idea perché non ce la compriamo noi, perché non partecipiamo noi all'asta. E così da questo è nato tutto questo. È stupendo, questo è stupendo, anche perché è una bellissima occasione, no? Per dimostrare un interesse per Venezia, che sembra sopito, no? Cioè dice ci sono pochi abitanti a Venezia. Beh, ce ne sono, invece no, ce ne sono tanti. E ci sono anche tanti che non sono veneziani direttamente, ma che vengono a Venezia e che poi dopo ci vivono e sono anche magari quelli che spesso sono i più più convinti, sì. Cosa consiglieresti per chi volesse fare la stessa cosa, perché a virus, no, questa cosa si dovrebbe diffondere per tutta l'Italia. Io sono qui proprio per dimostrare che cioè, intanto come turista per caso, ma fondamentalmente come persona che ama l'Italia e anche l'Italia importante, l'Italia minore, l'Italia delle grandi città, ma anche l'Italia diffusa, diciamo, no? Cosa consiglieresti a tante veramente situazioni che hanno lo stesso problema, che si trovano magari con dei luoghi meravigliosi, però che potrebbero essere abbandonati da un momento all'altro, che comunque vanno all'incuria? No, noi pensiamo a Poveglia. Noi abbiamo quest'isola, abbiamo questa città che vogliamo cercare che sia ancora di tutti e che tutti possano goderne. No, questa cosa è nata senza premeditazione, è nata proprio dal cuore di alcune persone e nessuno si aspettava che sarebbe arrivato, che avrebbe raggiunto questo. Questo non sappiamo come. Non sapete? Non sappiamo come. Non sapete spiegarlo? Però è emozionante.
Senti, e quando è che c'è l'asta? Martedì? Martedì. Martedì, tra 2 giorni. E quindi voi cosa farete? Lo decideremo domani in assemblea. Tutti questi che vedete, tutti i partecipanti dell'associazione, domani avremo un'assemblea generale dove verranno decise le strategie da adottare. Da adottare. Come si fa? Ci saranno anche gli esperti che sanno anche Ci sono meglio. gli esperti, ci sono i gruppi di lavoro, c'è tutto un sistema di persone, ognuno con il suo campo di applicazione specifico dove è competente, che stanno studiando le soluzioni, ma la decisione sulla strategia d'asta verrà presa da tutti gli associati, da tutti i cittadini. Danno l'isola, la riusciamo a comprare. A quel punto qual è l'organizzazione che la gestisce? A quel punto l'isola, l'organizzazione che la gestisce sarà l'associazione che si darà le proprie regole. L'isola deve rimanere pubblica, ovviamente il piano regolatore lo prevede già, il punto è che il piano regolatore spesso non viene applicato e quindi noi vogliamo essere garanti, anche se perdiamo l'asta, vogliamo rimanere garanti del fatto che l'isola rimarrà in parte pubblica come previsto dal demanio, dal regolamento. Tutto qua. Allora 1, 100, 2000, 3000 Poveglie in Italia. Come si chiama? Scusa, come funziona? Ti dai nome, cognome, codice fiscale, telefono, email e la quota. Ci dai 100 euro, noi ti restituiamo 81 euro se l'isola non la compriamo, ma noi l'isola ce la riusciremo a comprare certo. di sicuro e quindi poi verrai qui, ci fai una firma qua. Verrai qui e domani in assemblea decidiamo bene come andare avanti. Poi verrà informata sia via mail sia via SMS di tutte le azioni che intraprenderemo. C'è Facebook che ti informa ogni giorno e puoi interagire costantemente con i vari gruppi tecnici. Dunque c'è stato un principio generale, cioè c'è un principio generale che sottende a tutto questo, no? Sì. Naturalmente. Cioè ne farete un albergo, ne farete La nostra idea è che Poveglia deve restare un'isola comune, cioè appartenente alla collettività, in cui tutti possono sbarcare, tutti possono godere dell'isola e vengano mantenute quelle che sono le previsioni attuali in piano regolatore, cioè una parte ad uso giardino, una parte pubblica. Queste sono le cose per noi importanti che devono evitare quello che è successo nelle altre isole che avevano gli stessi vincoli, ma comprate da grandi catene di alberghi o cose simili, sono diventate totalmente private e adesso se attracchi ti mandano via. Quindi vogliamo semplicemente che l'isola resti pubblica, della città, dei cittadini e di tutte le persone che vengono a Venezia, prendono una barca, veneziani, americani, inglesi, cinesi, di qualunque nazionalità, possano fare un giro per la laguna, godere delle isole, sbarcare, vedere qual è la storia della laguna, godere della biodiversità, di tutto quello che c'è della laguna, possono conoscerla. Benissimo, allora per fare una struttura di questo tipo che cosa serve? Per dare un esempio anche ad altri che potrebbero avere la stessa idea, io spero che abbiano la stessa idea. La nostra storia è nata da un gruppo di amici che si è trovata al bar. L'obiettivo chiaro e determinato, prendere quest'isola, fare un'offerta che almeno punti i riflettori e faccia sì che ci sia attenzione verso questo bene pubblico, ha fatto nascere l'idea di concorrere almeno idealmente con €1 all'inizio. Le adesioni della cittadinanza sono state talmente tante che alla fine possiamo veramente pensare di comprarci l'isola. Non ve la aspettavate, no? No, assolutamente. La cosa che ha funzionato bene è stato avere un unico obiettivo, costruire diversi gruppi di lavoro, un gruppo tecnico che studia il piano regolatore, un gruppo di persone che conosce la legge e sa come si fanno le aste, un gruppo di persone che faccia la contabilità e che conosca, un gruppo di persone che sia bravo nella comunicazione con grafici, designer. Sono tutti praticamente delle professionalità iper specifiche che sono venute a noi automaticamente sulla base di un obiettivo chiaro: mantenere pubblica un'isola che oggi è già pubblica e deve restare pubblica. Benissimo, allora quindi questo consiglieresti alle persone, e fondamentalmente avere un obiettivo. Avere un obiettivo chiaro e chiamare la cittadinanza a raccolta attorno a degli obiettivi chiari e poi strutturarsi. La gente quando ha le idee chiare su cosa si vuole fare arriva.
e siamo ancora cittadini, ce ne accorgiamo solo in questi istanti. È vero, è verissimo. Non solo, ma questa iniziativa è stata talmente giusta, no? Che appunto ha anche sollevato molte curiosità all'estero. Certo. E questo non è male, anche perché è chiaro che Venezia, che poi tanto per gli stranieri, tutta l'Italia è Venezia, no? Noi siamo l'Italia, è tutta importante, no? È tutta bella e questa iniziativa chiaramente ha anche suscitato molta curiosità. Questo vuole dire, cioè, questo è ancora meglio, ancora più, cioè siete ancora, perché avete una funzione di recupero di una credibilità del cittadino italiano, che in questo modo si dimostra veramente europeo e si dimostra veramente del mondo, no? E quindi che appunto di fronte a un'isola in vendita dice no, a questo punto la gestiamo noi come cittadini, quindi dà veramente un esempio positivo e insomma ci salvate un po' la faccia, ecco. Grazie. Siamo felici di questo. Prendiamo quest'isola e facciamo vedere che siamo ancora cittadini capaci di operare di fronte alle cose che accadono attorno a noi. Grazie, allora firmo. Poveglia è un'isola davvero suggestiva e il movimento che è nato per salvarla dal degrado, dalla speculazione, dal fatto che Venezia perderebbe una parte importante del patrimonio culturale e ambientale è davvero fantastico. Tuttavia io penso che il governo dovrebbe avere il buon senso di sperimentare qualcosa di nuovo qui, una grande nuova sperimentazione di un bene pubblico gestito dai cittadini che lo amano, che vi abitano, che se ne fanno carico, che ne hanno cura per una valorizzazione sostenibile e così consegnare un pezzo della nostra meravigliosa città alle generazioni che verranno.